Money, Wish You Were Here, Another Brick in the Wall e altri brani iconici dei Pink Floyd nuovamente dal vivo grazie ai Pink Planet. Saranno loro infatti i protagonisti, non da soli, di due serate da non perdere nei teatri del circuito Earth, nonché di questa puntata del Teatro a casa tua. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, soprattutto ad Andrea Ioime e Roberto Berti, i nostri ospiti di questa puntata del Teatro a casa tua. Grazie di essere qui con noi. Buonasera. Buonasera a tutti quanti. Dunque, i Pink Planet sono ospiti di una doppia serata nei teatri del circuito Earth, in particolare il 24 di febbraio a Codroipo e il 25 a Pontebba. I Pink Floyd non hanno bisogno di presentazioni, tutti conoscono il loro suono unico e hanno in testa almeno alcune delle canzoni più famose. I Pink Planet invece forse per qualcuno saranno una scoperta. Quindi Roberto, ti chiedo di presentarci, di dire chi siete. Allora, i Pink Planet sono un gruppo musicale di Udine che propone uno spettacolo piuttosto originale. Ci sono diversi componenti, sono 9 musicisti più Andrea che è con noi, che è un giornalista e il narratore presente sul palco. E poi ci sono una serie di collaboratori diciamo che ci aiutano, tra tecnici, fotografi e quant'altro. Voi siete una tribute band proprio dei Pink Floyd, una band che ha fatto del suo suono così peculiare parte della sua stessa identità. Voi lavorate sul loro repertorio, da quanto tempo lavorate su di loro? Ma questo progetto è iniziato 3 anni fa, diciamo. Ha attraversato alcune fasi. Allora, diciamo che il progetto nasce da una grande passione per questa musica. Alcuni di noi già suonavano queste canzoni all'interno di cover band che facevano musica degli anni 70, rock anni 70. Però appunto poi a un certo punto c'è stato questo desiderio di approfondire questa musica che ci appassionava così tanto. Anche perché ci siamo accorti che intorno a questa musica succedevano anche altre cose che suggerivano delle possibilità nuove. Innanzitutto abbiamo constatato che c'era una grandissima platea di appassionati, quindi di gente ancora tanto innamorata di questo gruppo e di queste canzoni. E poi la caratteristica della musica dei Pink Floyd è che loro usavano anche altre forme espressive oltre alla musica, quindi il cinema, il design, la poesia, il teatro appunto. E anche i temi trattati nei pezzi erano e sono tuttora attuali e quindi in grado di toccare il cuore delle persone. E si parla del potere del denaro, il senso del tempo, l'alienazione e la guerra, e quindi tutte cose che sono di grande interesse e attualità. E è seguita quindi dopo questa constatazione una sfida, perché non provare a costruire uno spettacolo completo? E che ingredienti ci servono per fare questo spettacolo? E ci siamo guardati un po' tra di noi e abbiamo visto che alcuni ingredienti c'erano già. Tra i musicisti abbiamo il tecnico del suono, c'è un ingegnere, c'è un architetto, c'è un esperto di ottica. E quindi questa cosa, questo spettacolo completo, variegato, lo possiamo fare noi, senza bisogno di professionisti, consulenti o altre cose. E quindi l'obiettivo è
creare un'esperienza immersiva, quindi un viaggio a 360 gradi in questo magico mondo dei Pink Floyd. Un viaggio che a un certo punto vi ha portati ad incontrare, ad intrecciare le vostre strade con Andrea Ioime, appunto giornalista, grande esperto e appassionato di storia della musica rock e non soltanto. Come è nato questo incontro, Andrea? Io mi sono trovato con questa esperienza davvero dall'altra parte della barricata per la prima volta dopo 30 anni, perché se non ho fatto male i conti, il prossimo anno saranno proprio 30 gli anni di cui mi sono occupato professionalmente di musica per varie testate, prima per un quotidiano e ora insomma da tantissimi anni per il settimanale al Friuli e tutto quello che è legato poi al gruppo. Quando mi ha dato questo input, mi ha fatto questa proposta, io ovviamente la prima cosa che ho detto, ok, vorrei sentirli. Li ho ascoltati e ci sono voluti, credetemi, 15 minuti, non di più, per convincermi che era la cosa giusta, perché quello che mi è piaciuto subito di loro era proprio lo spirito innovativo ma comunque fedele, quindi cercare di riprodurre un'emozione ma senza quello spirito nostalgico del oh com'era bello una volta, qui semplicemente si cerca di trasferire quella che era la musica, l'atmosfera, la storia di 50-40 anni fa a generazioni che purtroppo non hanno avuto la possibilità di viverle in prima persona. Io stesso ho visto un solo concerto di Pink Floyd, quello storico a Udine, che è stato praticamente l'ultima tournée della band, per cui da una parte si cerca di accontentare appunto un pubblico che per motivi di carta d'identità non ce l'ha fatta e dall'altra anche quelli che invece li conoscono meglio. Come mi inserisco io? È stato un work in progress che però mi ha appassionato tantissimo perché a me piace molto raccontare di musica. Io potrei tormentarvi per ore, passare giornate intere a raccontarvi storie di musica, lo faccio alla radio, lo faccio sui giornali, lo faccio online, è la mia vita. Raccontare la storia dei Pink Floyd in fondo è raccontare quasi una specie di serie di topos, no? Ci sono proprio delle basi che sono degli archetipi che si ripetono. Però volevo creare qualcosa di diverso che stesse bene con questa situazione, che musicalmente è nuova, perché chi verrà a vedere il concerto si accorgerà che c'è qualcosa come se fosse una specie di realtà parallela, no? In cui i Pink Floyd sì, sono gli stessi ma anche un po' modificati. E quindi i miei interventi sono degli interventi in cui io non racconto la storia, come dicono gli americani, della band, perché quella ve la trovate sui libri, su Wikipedia, ci sono decine di libri. Cerco di raccontare quello che loro hanno vissuto o magari hanno provato, o hanno sentito, o hanno detto. Quindi ci sono diversi interventi in cui, diciamo così, interpreto e cerco di immaginarmi, o in alcuni casi dico le parole reali di alcuni musicisti viventi e non della band o anche persone che sono diciamo legate comunque ai Pink Floyd e questo è molto divertente, stimolante e soprattutto anche in questo caso è un continuo work in progress perché mi accorgo che ci sono sempre delle cose nuove da dire e anche modi nuovi di comunicare con il pubblico. Dunque c'è la musica, c'è la narrazione, quello che ci aspetta non è un semplice concerto, è un concerto spettacolo in cui ci sono anche degli altri ingredienti, cioè c'è l'atmosfera, l'abbiamo intravisto nelle foto che abbiamo guardato di date precedenti di questo stesso vostro progetto. Cosa deve aspettarsi un po' il pubblico che si siederà nelle poltroncine a teatro, a Codroipo Pontebba e inizierà questa serata? Rispondo io? Vai pure. Sì. Allora, diciamo che lo spettacolo ha queste tre componenti fondamentali. Una è la componente musicale, si tratta di un concerto suonato dal vivo, interamente dal vivo,
Quindi abbiamo una scaletta che ripercorre 50 anni di carriera, si va dai primi album degli anni 70, in modo particolare The Dark Side of the Moon, che tutti ricordano, e si passa per i grandi classici, quindi The Wall, Wish You Were Here, e si arriva anche ai lavori degli anni 90, tipo The Division Bell, e anche fino alla loro ultima produzione, che è del 2014, che è The Endless River. Questa componente musicale è caratterizzata da una ricerca massima pulizia sonora, una ricerca di ricreare il sound freudiano, anche attraverso l'utilizzo di strumenti che potremmo chiamare d'epoca. Sul palco c'è un importante organo Hammond degli anni 60, ristrutturato dal nostro tastierista Massimo, e quindi con queste sono le caratteristiche della componente musicale. La componente visiva, che è l'altro elemento importante e fondamentale, è data dalla scenografia e in modo particolare dal cerchio, il famoso cerchio iconico dei grandi concerti dei Floyd, all'interno del quale noi proiettiamo dei filmati che, diciamo, che aumentano quei filmati che sono prodotti da noi e che aumentano il coinvolgimento del pubblico in questa musica. E sempre tra le componenti visive c'è questo light show, lo chiamiamo così. Si tratta di effetti luminosi, quindi in particolare l'uso di laser, che anche quelli sono costruiti da noi, e che quindi completano, diciamo, questa parte visual dello spettacolo. E poi ultima, ma non per importanza, perché per noi è stato proprio il tocco di grazia di questa cosa, e la componente letteraria. Quindi Andrea, con le sue incursioni sul palco, narra storie, interpreta personaggi, e quindi apre proprio delle finestre sulla vita stessa dei Pink Floyd, e questo aumenta ancora di più la capacità di coinvolgere ed emozionare, e questa è stata la componente che ha fatto fare il salto, perché avere una persona così dotata nel giocare con le parole, nelle storie, è una cosa che aggiunge un grande valore allo spettacolo. Sì, e immagino possa portare i Pink Floyd vicini non soltanto al pubblico che già li percepisce, già li ascolta, o magari per cui i Pink Floyd fanno parte della storia personale e culturale, ma anche a chi non ha avuto la fortuna di poterli ascoltare dal vivo, o comunque non ha ancora incontrato questi brani nella sua scoperta musicale. In questo modo non si avvicina soltanto alla parte sonora, ma a tutta quella che era l'idea artistica di questa band, che appunto ha fatto letteralmente la storia. Dunque, appunto, per i Pink Planet queste due date a Codroipo e a Pontebba sono un debutto all'interno dei teatri del circuito ERT, all'interno delle nostre stagioni di prosa, musica e danza. Andrea, chiedo a te, che sicuramente lo conosci il circuito ERT, conosci anche il nostro pubblico, che invito vuoi fare a loro, agli spettatori, agli abbonati e non abbonati, perché devono venire a vedere questo spettacolo? Che invito, che messaggio vogliamo lasciare di chiusura? Io ricordo solo una cosa: 1 marzo 1973 è la pubblicazione di The Dark Side of the Moon, almeno è una delle date che girano. Poi c'è chi dice che invece fu il 10, chi dice il 24 negli Stati Uniti. Ecco, noi il 24 e il 25, se non saremo i primi a poter fare festa su questo, credo che ci andremo molto vicini, quindi sarà una maniera anche per celebrare quello che davvero è un capolavoro assoluto, un monumento della storia della musica, ma anche della storia del costume, un monumento pop, un oggetto, un qualcosa che ha superato i confini stessi della musica a tutti i livelli, testuale, di immagini, quindi sarà davvero comunque una celebrazione di una band
di un album, ma soprattutto di 10 ragazzi dai 18 ai 60 anni che si divertono ancora moltissimo sul palco. E questo penso sia il miglior augurio e il miglior invito a partecipare a queste 2 serate. Dunque io ringrazio molto Andrea Ioemi e Roberto Berti per essere stati i nostri ospiti in questa puntata del Teatro a Casa Tua. Grazie a te. Dunque non ci resta che darci Grazie a voi. appuntamento a teatro e vi ricordo che tutte le puntate del Teatro a Casa Tua sono disponibili anche sul nostro sito ertfvg.it, che è anche dove trovate tutti i dettagli per partecipare alle 2 serate con i Pink Planet. Grazie a tutti e a tutte, buona serata. Buona serata.